Ecco la carovana in movimento guidata dall'assessore regionale al territorio e ambiente. Toto Cordaro ieri ha fatto tappa ad Agrigento per rendersi conto di persona dello stato di salute prima del Colle di San Gerlando e poi della cattedrale, la mamma malata, per mutuare la citazione del cardinale Montenegro. L'esponente del governo Musumeci, dopo la passeggiata di lavoro, ha varcato la porta del Duomo, anche qui per effettuare un sopralluogo, per verificare con i propri occhi le frane, le crepe e lo scivolamento a valle della struttura. Cordaro, assieme a tutti gli enti coinvolti in questa difficile e travagliata operazione di messa in sicurezza, ha tenuto poi una conferenza stampa, ha illustrato il cronoprogramma dei primi interventi. Qui a qualche giorno ci sarà un'opera del Comune di Agrigento che permetterà in buona sostanza, attraverso un intervento sul luogo, di procedere alla protezione civile che sta definendo, lo farà da qui a giorni il proprio intervento, quale tipo di intervento adottare, accertatane l'assoluta necessità sul costone, in maniera da permettere, questo quindi entro il mese di gennaio, in maniera da permettere, così come stabilito da cronoprogramma nella riunione del 18 di dicembre, l'inizio dei lavori di prima messa in sicurezza della cattedrale per il mese di febbraio. Vi comunico che ieri è stato firmato il decreto dall'assessorato territorio e ambiente che finanzia per una cifra pari a 1.983.000 euro il progetto definitivo di messa in sicurezza, il progetto esecutivo di messa in sicurezza del costone, progetto al quale sta lavorando alacremente il commissario, la struttura del commissario per il dissesto idrogeologico, che procederà appunto alla redazione di questo progetto e che con una tempistica ben precisa ci dirà presto qual è il tempo entro il quale questa attività, che comunque dovrebbe essere comprensibilmente definita in un arco di 3 anni a partire da ora, potrebbe portare alla realizzazione e quindi alla definitiva messa in sicurezza del costone a valle della cattedrale. Quello che abbiamo fatto oggi è un ulteriore passaggio importante, operativo, è un'ulteriore dimostrazione della volontà di tutti di porre le condizioni per la soluzione del problema. Continueremo, ciascuno per le parti di competenza, a portare avanti il nostro lavoro.